Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Dentro Montecitorio con Laura Cavandoli. E allora, buon pomeriggio. Oggi siamo tra viaggi e intemperie, per usare il titolo di un album di Ivan Graziani del 1980, quindi io do subito la parola alla nostra padrona di casa, che è, come sapete, l'onorevole Laura Cavandoli. Ciao Laura, a proposito di viaggi e intemperie, dove sei? Buongiorno a te. Sono a Dublino e sto rientrando a Roma, dove oggi ovviamente abbiamo aula. Vengo da una riunione interparlamentare sull'agricoltura. L'Irlanda adesso è presidente di turno dell'Unione Europea e quindi ha radunato alcuni i rappresentanti dei parlamenti europei per parlare di ricambio generazionale e ruolo, soprattutto incentivi per le donne in agricoltura. Sai che io sono capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura, per cui ho avuto l'onore di rappresentare la Camera dei Deputati insieme alla collega Gatta e insieme al senatore Amidei di Fratelli d'Italia, insomma, che vi salutano perché siamo tutti insieme. Grazie, un saluto anche a loro. Ecco, le donne in agricoltura, molti pensano, quando si parla di donne in agricoltura, a qualcuno viene in mente Silvana Mangano in riso amaro vestita da Mondina, ma in realtà le donne in agricoltura sono imprenditrici e sono anche molto toste, o mi sbaglio? Ecco, se ne è parlato parecchio e prima ovviamente di parlare a livello europeo ho fatto qualche ricerca sull'Italia, per cui le imprenditrici agricole sono circa il 30%, 31%, quindi non sono tantissime. Però c'è un dato importante, che comunque nel board, quindi nella consiglio di amministrazione delle grandi aziende agricole, ci sono tante donne e quindi arriviamo a circa un 50%, 48% di donne in ruoli apicali in agricoltura, cosa che io direi non scontata, soprattutto vedendo gli altri paesi europei dove ieri abbiamo fatto un certo confronto. Concordiamo che sono ancora poche le imprese agricole al femminile e tu mi citavi Silvana Mangano e in effetti un po' è così, c'è tanto lavoro femminile in agricoltura che però spesso è collegato a un'impresa familiare, quindi maschile, a figli, a genitori che comunque hanno un imprenditore, sono imprenditori, sono titolari delle imprese agricole. Quindi è un lavoro femminile che va valorizzato e che resta un po' più nel sommerso. Per quello sicuramente l'agricoltura ha un ruolo importante e nelle donne forse andrebbe riconosciuto un attimino di più questo contributo. Indubbiamente, anche perché è un ruolo importante, soprattutto le donne hanno spesso una sensibilità davanti alla stessa vita dei campi, alla stessa attività agricola, perché poi vedete, quando si parla di agricoltura molti sono convinti che ancora siamo all'agricoltore tipo Renato Pozzetto nel Ragazzo di campagna, che va lì, zappa con la zappa, poi si addormenta all'ombra dell'albero. Ecco, non è assolutamente niente di tutto questo. Qui parliamo della gestione industriale di macchine che costano centinaia di migliaia di euro. Pensate solo a un trattore di quelli belli grossi, oppure pensate anche alle mietitrebbie, visto che è periodo. E significa anche gestire personale, significa far quadrare i conti, è un'attività industriale di tutto rispetto che noi purtroppo non riusciamo a comprendere, o meglio gli addetti ai lavori, come spesso è successo a me per motivi di lavoro, che andiamo alle fiere, che seguiamo il settore, ci rendiamo conto del peso e anche del valore economico di tutto questo. L'italiano medio che va al supermercato è convinto in fondo che tanti pomodori sono lì nel cellophane e qualcuno ci avrà pensato, e invece non funziona proprio così. Senti, guarda, tu hai detto bene perché c'è molta innovazione in agricoltura, ne abbiamo un po' parlato e un po' discusso, quindi ci sono le aziende agricole dei giovani su cui c'è stato fatto un focus molto importante perché sono veramente poche, ma sono le più innovative e sono le più produttive proprio perché mettono sua strumentazione o comunque si sperimentano e vogliono essere
fare un'agricoltura più e un allevamento soprattutto, perché diciamolo che la vita dell'agricoltore non è così semplice, ma chi ha poi un allevamento, ricordiamocelo che gli animali mangiano tutti i giorni, anche Pasqua, esatto. Capodanno. Esatto, non ce n'è Pasqua e Capodanno. E quindi esatto, se c'è un'automazione e una informatizzazione dei vari processi, sicuramente tutto è più semplice, più controllato e quindi c'è anche un profilo migliore. E in questo io credo che i ragazzi debbano veramente avvicinarsi un po' di più con occhi diversi all'agricoltura. È un messaggio che anche a livello di governo cerchiamo di far passare con tanta difficoltà, perché abbiamo oltre il 50% degli agricoltori over 60, quindi vediamo necessariamente nel giro di 15-20 anni serve un importante ricambio generazionale, e questo è un tema non indifferente, perché purtroppo vediamo che sono pochi i ragazzi che si impegnano in agricoltura, e c'è anche un problema proprio di successione per chi ha aziende insomma storiche con il genitore che poi dovrebbe passare ai figli, ma a volte i figli non ci sono, o sono comunque fanno un altro lavoro. Quindi credo che sia da rivalutare, ma anche a livello culturale, la vita nei campi e il mondo agricolo, anche perché ce lo dice l'Europa, ma lo sappiamo benone anche noi, e l'autosufficienza alimentare è un tema, come quella energetica, quindi non possiamo pensare di importare tutti i nostri, diciamo, le materie prime dall'estero, perché comunque purtroppo il sistema geopolitico è abbastanza variegato e abbastanza imprevedibile, per cui c'è da scommettere sul nostro sistema agricolo, e devo dire che va in aula proprio in questi giorni un collegato agricolo che investe oltre 1 miliardo di euro per questo. Indubbiamente. Senti Laura, in tutto questo immagino che anche lassù in Irlanda si sia parlato di caro carburanti, sai che sta per arrivare questo decreto che ha spiegato ieri il ministro Giorgetti, abbassa di 17 centesimi le accise sul diesel, non le abbassa sulla benzina. Io giusto ieri ho fatto il pieno alla Vespa, ho pagato 1 litro di benzina 1,98 €, ma il diesel era abbondantemente sopra i 2. Ecco, la Meloni dice questo lo teniamo questo decreto in vigore come provvedimento ponte fino al 6 di agosto. Dopodiché il giorno del mio compleanno che regalo mi fate? Ma c'è anche da dire che in questo decreto, se ho ben capito, c'è anche la proroga della circolazione fiscale per gli autotrasportatori. Ci tengo a dirlo perché, ricordiamolo, in Italia il trasporto è per lo più su gomma e avviene chiaramente con mezzi diesel, quindi è importantissimo, perché l'aumento del costo del diesel, del gasolio, si riverbera necessariamente al consumatore finale, anche al supermercato o al piccolo negozio del centro, perché chiaramente più costa il tragitto e questo chiaramente fa alzare il prezzo del prodotto al dettaglio. Quindi non dimentichiamoci questo. Chiaramente si stanno facendo provvedimenti ponti, se non altro per capire dove si andrà a finire, perché l'evoluzione geopolitica ci sta abbastanza preoccupando, una situazione decisamente altalenante. Io l'avevo detto e lo ribadisco anche, è stato sicuramente sottovalutato la situazione anche a livello europeo, anche a livello di vertici europei, quindi vedremo se il Medio Oriente si riuscirà a risolvere questa guerra, perché è ancora una guerra, anche se continuano a dire che vanno tutti d'accordo, che passano tutti da Hormuz, e invece non mi sembra. Assolutamente no. E quindi vedremo l'evoluzione, e secondo io ritengo anche molto, molto coerente fare un provvedimento ponte, proprio perché si va a vedere, no, come il poker, quali saranno le carte che ci saranno i primi d'agosto. Questo è necessario, cioè il 6-7 agosto, anche per intervenire nuovamente o vedere come intervenire al meglio. Mi pare abbastanza saggia come cosa. Ringraziamolo però il ministro Giorgetti, perché certo. Io stessa settimana scorsa, su sollecitazione devo dire di molti cittadini, avevo fatto presente che c'era questa urgenza,
e devo dire che è stato una tempistica sicuramente accettabile, è stato presentato questo decreto legge. Indubbiamente, indubbiamente. Senti, per quanto riguarda invece la rottamazione, sono arrivate ora le prime lettere, si cominciano a pagare le prime rate della rottamazione quinquies. Come sta andando secondo te? Tu hai già qualche dato? Guarda, no, non abbiamo dati su questo, devo dire che attendiamo, anche perché veramente l'Agenzia delle Entrate fa un po' la sua tempistica, per cui non possiamo avere notizie ulteriori. Chiederemo un po', diciamo, a posteriori quello che sarà successo, perché comunque alla fine ci danno un consuntivo, credo, che ormai però arriverà a settembre. Senti, non è per fare polemica con eventuali colleghi di Forza Italia lì con te, però Non ci sono. Maria Chiara Galda è di Italia Viva, quindi bene, non allora, ci sono colleghi di Forza Italia. Perfetto, allora possiamo parlare male degli assenti. Ieri Tajani dice stiamo pensando a togliere il bollo di circolazione dalle moto e la tassa di possesso delle auto e vogliamo detassare le tredicesime. Ma chiedo scusa, sbaglio? Io questa roba qui l'avevo sentita dire a un amico tuo, ma pure mio, di Milano, con la barba, che incidentalmente fa il vice premier pure lui? Ma sì, lo conosci pure tu allora? Siamo in campagna elettorale. Io ricordo in realtà una delle nostre prime leggi di bilancio, quella per il 2023 di questa legislatura, che il collega Marchetti aveva proprio proposto l'abolizione del bollo. È un problema perché tu pensai che i bolli auto vanno poi ad alimentare il budget regionale e quindi ad alimentare il costo, a sostenere il costo della sanità. Io devo dire, qualche passaggio noi l'abbiamo fatto. Faccio presente che in Emilia Romagna invece li hanno alzati tutti questi costi, questi bolli. Perché perché è arrivato De Pascale, il post Bonaccini si è trovato un buco pazzesco e ha pensato bene di alzare tutte le tasse. Quindi siamo veramente, ma il problema sono i ticket sanitari, perché avendo messo 2 euro in più ogni ticket sanitario, spesso le medicine per esempio ormai quasi sempre conviene comprarle senza ricetta, perché con la ricetta ma senza l'impegnativa, perché a volte si spende di più. È veramente una situazione paradossale, perché credo che la sanità, ci vantiamo di avere una sanità accessibile per tutti, gratuita, invece scopriamo che vengono aumentati quelli che sono i costi essenziali e poi le liste d'attesa che da noi, lo dico in Emilia Romagna, ho già fatto anche uscire un comunicato sulla visita medico-sportiva degli under 18 che è obbligatoria e gratuita. Peccato che se te la fissano a novembre e il corso inizia a settembre, tu per 2 mesi non fai l'under 18, quindi il ragazzino non può fare sport per 2 mesi. Oppure il genitore paga i suoi 100-120 euro per fare una visita privata. Questa è un po' quella... Non mi piace, perché effettivamente quando non dai risposta ai cittadini e obblighi ad andare alla sanità a pagamento significa che c'è un fallimento della sanità privata pubblica. A proposito di tasse, io in questi giorni ho scritto un paio di pezzi per Italia Oggi che usciranno a breve. Uno è sulla tassa, l'eurotassa, quella sui pacchetti di Temu, Shein, tutta roba qua sotto i 150 euro, ed è la famosa tassa da 3 euro che è in vigore da luglio. Dopodiché c'è stato... Luglio, sì. Come? Dal 1° luglio, sì. Sì. Dopodiché c'è stato un question time alla Camera, giorno 21, e il ministro Giorgetti è stato interpellato invece sull'altro balzello, quello da 2 euro che farà cumulo con questa eurotassa e che dovrebbe entrare in vigore nel mese di ottobre, peraltro più volte prorogato e rimandato. E il ministro Giorgetti diceva che sostanzialmente si tratta di uno strumento che serve un po' per l'Agenzia delle Dogane, un po' perché sono soldi che vanno in parte anche all'Europa, se ho ben capito, e poi diceva è un modo per tutelare la nostra economia e tutelarla soprattutto davanti al fatto che queste aziende che offrono prodotti a basso costo stanno letteralmente invadendo il mercato europeo. Fin qui tutto bene. Il problema però è che
in risposta a questa tassa, le varie Shein, Amazon e così via stanno cominciando ad accaparrarsi grossi centri di stoccaggio in Europa, perché hanno scoperto che non è conveniente spedire qualcosa dalla Cina o dal Giappone in Europa, tanto vale fare una scorta portandola con la nave, per esempio in Polonia, dove Amazon ha un centro di distribuzione che serve tutta l'Europa, la teniamo lì così quando è il momento non devo pagare la tassa sopra. E quindi che facciamo? Fatta la legge, trovato l'inganno? No, però posso dire una cosa adesso, perché che piaccia o non piaccia la modalità di lavoro in questi centri Amazon, che in effetti non sono praticamente agevoli, però comunque porti lavoro in Italia o in Polonia, comunque in Europa, sì. Perché nel momento in cui tu fai un centro direzionale, un centro di logistica diciamo molto avanzata in Italia, tu devi assumere e certo. Quindi c'è un ritorno sul nostro paese. Magari non è una produzione immediata, è solamente un discorso di distribuzione e di logistica, però c'è comunque un ritorno. Per quello che riguarda però le condizioni dei lavoratori, ci tengo a dirlo, si applica la normativa italiana, quindi anche in questo, italiana, europea, insomma quella del paese di riferimento, quindi anche questo è un tema. Quindi certo non è sicuramente una produzione europea, però c'è comunque una logistica e una distribuzione di ricchezza anche in Europa nel momento in cui fanno questi centri. Quello che devo dire non lo sto guardando molto, devo dire, in questo momento questa gestione, però effettivamente i prezzi si sono alzati e probabilmente infatti staranno spingendo più i prodotti che sono già in Europa proprio perché sono esenti da questa tassazione. Chiaro, hanno questo interesse e entrerà in vigore la tassa italiana, almeno per questa è prevista dal 1° di ottobre. Io credo che sia sì un discorso protezionistico verso i paesi extraeuropei di prodotti di bassa qualità e con pochi controlli. Questo credo che sia importante anche da specificare, perché sono prodotti che spesso non hanno una valutazione, almeno dal punto di vista sanitario, positiva, soprattutto, certo. ma anche solo, parlavo alcune volte con gli amici di Federmoda, mi spiegavano come veramente alcuni tessuti possono avere delle conseguenze anche molto dannose alla salute, e quindi è un alert che nel momento in cui porti questi prodotti in Europa e li vendi in Europa devono soggiacere ai controlli europei, e quindi io credo che sia comunque una garanzia. Questo sicuramente. Senti, sbirciando tra le tue storie, ricordiamo ai nostri ascoltatori che io non sono uno stalker. La nostra Laura ama comunicare in maniera anche molto veloce ed efficace con le storie, quindi seguitela su Instagram e su Facebook. Ecco, appunto, c'è stato un tema che ha colpito molto quest'estate, in questa prima parte dell'estate, tutti noi, e cioè i bambini che sono morti risucchiati dai bocchettoni in piscina. E mi pare che tu ti sia battuta e non poco per garantire sicurezza a tutti loro. Cosa hai fatto? Guarda, avevamo un decreto sport la scorsa settimana in aula, per cui in effetti sono intervenuta già lunedì in discussione generale. Ho presentato per un emendamento che affrontava questa problematica da prima con la richiesta di una cuffia per l'idromassaggio, tematica che ti dico stiamo portando avanti comunque come ordine del giorno al Senato, perché ora il decreto sport è passato al Senato. E poi devo dire con grande impegno del sottosegretario Barelli, che è anche il presidente della Federazione Italiana Nuoto, e il ministro Bodi, siamo riusciti a fare una norma un po' più completa che andasse proprio a sanzionare con la chiusura diretta quelle che erano le piscine che avevano bocchettoni non a norma e quindi aspiratori a ventosa che comunque potevano trattenere sott'acqua. Io penso a un bambino perché ha meno forza ed è più facile forse per lui attaccarsi a questi bocchettoni, un po' per gioco, un po' per scherzo. È successo recentemente anche ad aprile in Romagna. Per cui sì, c'era da mettere uno stop a questi impianti che assolutamente diventavano pericolosi. È un'estate molto calda, è un'estate ancora lunga, questo era un mezzo legislativo rapido che ci ha permesso di mettere
di far inserire una norma che dovrebbe entrare in vigore, io credo già la prossima settimana, se il Senato approva questa settimana il decreto sport. Ci tengo a dire anche che tutti i gruppi parlamentari hanno dato il loro assenso, perché altrimenti non saremmo giunti a questa io dico soluzione, perché non lo sapremo mai se avremo salvato qualcuno, ma ci farebbe molto piacere non leggere più queste notizie da oggi in poi, insomma. Decisamente, guarda, è un augurio che mi sento ampiamente di raccogliere, e comunque mi fa piacere che sia stato un provvedimento. No, ma anche perché diciamo che abbiamo anche imposto ai gestori di verificare quello che è la situazione dei loro impianti, cosa che spesso non accade, ma non parlo delle piscine agonistiche olimpioniche, parlo dei piccoli impianti nei gestori di alberghi, di bagni marini, che magari effettivamente hanno un utilizzo forse minore, ma assolutamente invece è rischioso, perché l'estate tutti usano questi impianti. Senti, so che tra poco dovrai prendere l'aereo, tornerete in Italia e oggi si vota. Che lavori ci sono? E oggi c'è la relazione e il voto sulle missioni internazionali, e poi dopo parte il decreto legge PNRR, che è un altro provvedimento, un altro dei decreti che dobbiamo chiudere prima della pausa, che dovrebbe arrivare alla fine della settimana prossima. E poi dopo abbiamo, perché dobbiamo sapere se c'è la fiducia o no sul PNRR. Poi chiudiamo il Coltiva Italia, come ti annunciavo prima. Ci sarà la giunta su Del Mastro giovedì mattina, e poi dovremmo finire questo provvedimento che vale 1,2-1,3 miliardi di euro sull'agricoltura. Interverrò io giovedì mattina, se tutto va bene va così. Benissimo, insomma sarà una settimana sempre calda. Decisamente. Senti, ma quando è che la Camera si ferma? È previsto settimana prossima, poi che sia giovedì o venerdì, insomma, lo scopriremo. Però dovrebbe essere settimana prossima. A proposito di Commissione Agricoltura, questa è stata una settimana pesantemente piagata e segnata dagli incendi, diciamo a macchia di leopardo nel meridione d'Italia. Allora uno dice, ma scusate, avete i droni, che cosa ve ne fate? È un tema che devo dire abbiamo affrontato proprio in questa conferenza, e non abbiamo visto però tanta propensione verso questo tipo di innovazione. E noi stessi nel Coltiva Italia avevamo messo proprio una norma che probabilmente arriverà come ordine del giorno sull'utilizzo dei droni in agricoltura anche per l'irrigazione, che chiaro che il drone non può portare tantissima acqua, per l'irrigazione è un conto, contro gli incendi forse è meglio un Canadair, quindi insomma non è così scontato, però effettivamente sì, sono tematiche che l'agricoltura, che vanno sul discorso dell'innovazione in agricoltura, che è assolutamente importante e deve essere incentivata come stiamo facendo, perché porta sicuramente benefici, ma soprattutto meno fatica, meno sforzo fisico. Questo è chiaro. Laura, senti, siamo in chiusura. Un'ultima domanda. Questo weekend c'è stato veramente qualcosa di disgustoso alla TAV a Chiomonte. Ormai mi pare evidente che si possa parlare di tutto meno che di protesta, e qualcuno comincia a parlare nemmeno tanto alludendo, parla di terrorismo. La TAV ci serve, e abbiamo appunto il vice premier che è Matteo Salvini, che è ministro dei trasporti. A maggior ragione, cosa possiamo fare per proteggere chi lavora e chi costruisce la Torino-Lione? Allora, diciamo che questi erano momenti eccezionali, perché era l'anniversario e questi possiamo non comprendere, non approvare, però era proprio un ritrovo, che ne abbiamo detto, terroristico, cioè fatto proprio per creare disagio, per creare problemi, per creare danni, come del resto è stato fatto.
E noi insistiamo su questo, sul fatto che sia veramente terrorismo questo. Manifestazioni fatte per fare disastri devono essere classificate come atti di terrorismo. Senza contare che le manifestazioni devono avere, e questo lo chiediamo da tempo, no? La cosiddetta polizza assicurativa, quella che ci chiedono a noi per fare un qualunque evento, come abbiamo fatto ad aprile a Milano, no? Non si capisce perché non la debbano chiedere a queste persone che vengono lì peraltro solo ed esclusivamente per fare disastri. Quindi tante sono le tematiche e bisogna per forza smettere e poi fare in modo che la sinistra non faccia la paladina di queste persone. Questo credo che sia uno dei temi più importanti. Decisamente. Laura, allora io ti voglio ringraziare come sempre, buon viaggio e niente, noi ci ritroviamo il 4 di agosto. Settimana prossima, martedì prossimo. Esatto, 4 agosto. Grazie ancora. Grazie a te, buona giornata e buon lavoro a tutti. Avete ascoltato Dentro Montecitorio con Laura Cavandoli. Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e